Mio nonno, quando è tornato dalla guerra, con i suoi genitori hanno acquistato questa malga e da lì era già appassionato e aveva già le burline anche allora. È continuata questa passione per tenere questa azienda, questa malga. Poi, quando è venuto a mancare, è stata tenuta in piedi dai miei genitori, solo d'estate con animali di altre aziende della Pedemontana e hanno iniziato a produrre il bastardo e morlacco per la vendita, mentre mio nonno lo faceva solo per l'autoconsumo. Quando ho finito gli studi di agraria ho aperto l'azienda agricola, praticamente da malga siamo diventati azienda agricola montana e subito con animali di razze varie incroci e poi una quindicina di anni fa abbiamo iniziato con la burlina. Allora ne abbiamo una quarantina tra adulti e manze e vitelle e stiamo proprio facendo la nuova stalla per dare un ricovero invernale a tutte quante su un posto per andare meglio a lavorare. Allora, noi facciamo tutto l'anno il bastardo e il burlino e quando gli animali cominciano, da 2 o 3 giorni dopo che hanno cominciato a mangiare l'erba sui pascoli, cominciamo a fare il morlacco fino a quando ce lo permette la stagione autunnale. Quindi adesso già da 2 o 3 giorni ci sono un bastardo, burlino, morlacco e i sottoprodotti, le ricotte, le puine affumicate. Allora, dopo il taglio della cagliata e aver asciugato il taglio, l'abbiamo lasciato riposare un quarto d'ora più o meno e adesso abbiamo girato la palla che si è formata in fondo, l'abbiamo rovesciata. Aspettiamo un altri 5-10 minuti e poi la estraiamo, facciamo le forme. Su una quantità così verranno fuori 6 forme. Adesso procedo al taglio della palla di cagliata che si è formata in fondo alla cagliera, cercando di fare dei pezzi che riesco a tirare fuori con le ceste. Il burlino. Allora, noi quando ci siamo appoggiati alla provincia di Vicenza per diventare custodi della razza burlina, abbiamo appoggiato il disciplinare della razza burlina e all'interno c'è anche la produzione di questo formaggio d'allievo che a noi mancava perché entrambi i nostri formaggi sono di solito consumati freschi o di media stagionatura e ci mancava l'allievo da consumare l'anno successivo e abbiamo provato a produrlo e vediamo che ha un bel riscontro.